troviamo a Milano e più precisamente nella Barchessa di Villa 25 Aprile per una mostra molto particolare dal titolo Esodi. A parlarne qui con noi oggi è la dottoressa Maria Luisa Trevisan, curatrice di questa mostra. Sì, è un tema molto attuale, come tutti vediamo e sappiamo. Infatti gli artisti si sono occupati nel corso della loro attività artistica di questo argomento in vari modi. Cesco Magnolato ha sempre lavorato sulla migrazione, sulle genti in movimento, queste persone che soffrono e sono in preda agli eventi bellici, atmosferici, però trovano sempre una speranza, un aiuto reciproco. E Tobia Ravà e Abdallah Khaled, anche loro hanno vissuto, diciamo, questa esperienza, diciamo, in prima persona, perché Khaled è venuto dall'Algeria e quindi è un'esperienza diretta che ha avuto e ha portato questa sua cultura del Nord Africa mescolata un po' al nomadismo berbero da cui proviene come origine, innestata nella cultura invece del Novecento, dell'Accademia di Venezia, dove ha fatto scuola con Vedova e quindi ha preso da lui questo segno molto energico, istintivo. E Tobia Ravà viene da una famiglia ebraica che è qui probabilmente da prima del 1400, quindi ha peregrinato un po' lungo il Po per arrivare attraverso appunto Sermide, Revere a Venezia, dove il Trisnonno ha fondato una scuola che appunto adesso ha, diciamo, come risultato le scuole che vediamo a Venezia, soprattutto legate alla marineria. Quindi Ravà utilizza la cifra ebraica e il linguaggio alfanumerico nelle lettere e nei numeri attraverso la gematria e la Kabbalah. Però la cosa interessante è la collaborazione tra i due artisti, avvenuta nel 2002, all'indomani dell'episodio tragico delle Torri Gemelle, in cui hanno cominciato a fare delle opere a quattro mani, di cui qui vediamo Scoppio di pace, poi vediamo Germoglio di speranza legato alle primavere arabe e l'opera un po' simbolo della mostra, che è Nella tempesta, tutti sulla stessa barca. E per ultima, diciamo la più recente, è l'opera che ho qui alle mie spalle, che è Infiniti relativi, che mostra proprio lo stile dei due artisti e come due occhi, ma che danno origine al simbolo dell'infinito e dimostrano che la collaborazione è possibile al di là delle differenze generazionali d'origine e fedi e religioni. Questo dimostra anche che l'arte è inclusione, è integrazione. Certo, è soprattutto questo, perché gli artisti fanno sempre un'opera di sintesi di quello che sono stati loro, ma anche di quello che è stata la sua famiglia, la propria famiglia, la propria origine, il proprio contesto ambientale e culturale. E quindi sono una fonte inesauribile di spunti per tutti, per trovare sempre il dialogo e la collaborazione e l'aiuto reciproco. Quante sono le opere in mostra? E sono solo quadri o c'è anche altro? No, le opere in mostra sono prevalentemente dipinti, soprattutto per quanto riguarda il maestro Cesco Magnolato, che lui è proprio legato alla tecnica tradizionale della pittura, anche se è un grande incisore e ha sempre insegnato incisione all'Accademia di Venezia e poi anche a Milano, mentre per Tobia anche lui nasce come incisore, ma poi si allarga, diciamo, anche ad altri generi d'arte, alla pittura e alla scultura. Infatti abbiamo delle sculture in bronzo dove recupera questa tecnica del bronzo fuso a cera persa, e poi le sue grafiche, litografie, serigrafie, alcune fatte insieme a Khaled, e poi abbiamo anche delle opere multipli su tessuto, su raso. Khaled sono prevalentemente dipinti e grafiche, dipinti ad acrilico con questo segno graffiante che ricorda un po' i graffiti del Nord Africa, mentre le grafiche sono prevalentemente litografie.
La mostra è stata inaugurata oggi 5 ottobre, fino a quando i nostri amici di HTO potranno visitarla? Fino al 31 di ottobre con il seguente orario, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18:30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e poi dalle 15 alle 18:30 per appunto il pomeriggio. Adesso le chiedo, dica ai nostri amici di HTO perché devono venire a vedere la mostra. Beh, perché intanto avranno sicuramente modo di assaporare atmosfere molto originali e particolari come quelle del Nord Africa, del Sahara, sentire quasi i profumi e i suoni di quelle terre, ma non solo nelle opere di Khaled ma anche di Tobia che raccoglie un po' tutta la tradizione veneziana ma anche orientale, bizantina, innestata nella cultura ebraica e poi diciamo con percorsi semiotici che gli sono stati dati da insigni insegnanti come Umberto Eco, Omar Calabrese, insomma tutti quelli che ha avvicinato nel suo percorso universitario di studi. E poi Cesco Magnolato perché è il decano del gruppo e ha dato modo anche a tanti artisti di crescere e di formarsi come appunto Fabrizio Plessi, Licata, Quaresimin che insomma sono attivi nel panorama artistico. Grazie. Grazie a lei.